E allora andiamo a parlare con i nostri primi due ospiti, entrambi vengono da Musile di Piave, uno rappresenta appunto Vittorino Maschietto, vice sindaco, rappresenta l'amministrazione ovviamente, mentre invece Massimiliano Cappiotto l'opposizione, appunto il Partito Democratico. Allora parto proprio dall'opposizione per dire: a Scorzè siamo andati a seguire anche il Consiglio Comunale, quello dove si è deciso di passare in quel caso alla provincia di Treviso. Va fatto anche un aggiornamento, poi c'è Vigonovo che ha deciso invece di andare con Padova, ma in quel caso dopo una consultazione, per quanto insomma naturalmente una consultazione limitata nella partecipazione, però una consultazione voluta in quel caso dall'amministrazione. E invece a Scorzè è proprio l'opposizione, il Partito Democratico, che ha detto: vogliamo sentire i cittadini. Perché non farlo dunque in tutti i comuni della provincia coinvolti da questa proposta, insomma, della città metropolitana? Ma perché non farlo? Non farlo perché innanzitutto non c'è il tempo per fare un referendum di questa natura qui, soprattutto visti anche i tempi in cui la legge dà l'attuazione a mettere in atto quello che deve essere fatto per entrare nella città metropolitana. A Musile farà parte comunque della città metropolitana indipendentemente da quello che è successo sabato in Consiglio Comunale. Noi avevamo presentato un ordine del giorno nel quale chiedevamo con forza l'adesione a questo nuovo ente della provincia che sopprime la provincia di Venezia ed istituisce appunto la città metropolitana, cosa che non è andata bene alla maggioranza, che ha approvato un documento nel quale di fatto non aderisce alla città metropolitana per alcuni motivi, in parte anche condivisibili, ma di fatto va detto che comunque Musile farà parte della città metropolitana. E però voglio dire, sarebbe giusto poter scegliere anche, cioè, voglio dire, questa, come è stata configurata, no? Questa legge relativa alle città metropolitane, insomma è un po', diciamo, un contenitore poco democratico, voglio dire, nel senso che bisognerebbe anche poter consentire a chi vuole andare anche in Friuli o a chi vuole andare in un'altra provincia naturalmente di scegliere. Sicuramente la legge ha delle lacune non indifferenti e questo va detto anche per onor del vero, insomma, su quello che è la norma approvata dal governo Monti e dal Parlamento. Però va anche detto, ripeto, che dopo 20 anni che si parla di città metropolitana, il governo Monti dopo 8 mesi ha dato attuazione a un decreto che era quello sul federalismo fiscale, dando appunto via alle città metropolitane. Io non so se la politica su questo ha fallito, come parlo e la metto dentro tutti a 360 gradi, e ci è servito, ripeto, per me un governo tecnico per dare atto a quello che è una richiesta, una revisione tra l'altro di quelli che sono gli aspetti anche istituzionali della geografia italiana con un governo tecnico. Ecco, allora chiediamo subito al vice sindaco, insomma la politica in qualche modo ha atteso troppo, a un certo punto sono arrivati i tecnici, adesso fanno così tutto d'imperio, forse ci sono anche delle colpe in questo senso da parte della politica, bisognava fare qualcosa prima, e che cosa in questo caso? Beh, probabilmente sì, però prima era stata approvata una legge che era una legge delega e quindi probabilmente i decreti attuativi di questa legge non sono stati fatti perfettamente. D'altronde la critica è sulla modalità di costituzione della città metropolitana, non sulla città metropolitana in sé. Il nostro no è un no propositivo. Scusate, chiedo alla regia di cambiare la grafica, comunque è il vice sindaco Vittorino Maschietto, ma va bene. Sì, no, sì, il nostro no è propositivo, può essere anche una provocazione dire no, non aderiamo, però abbiamo elencato una serie di motivi che bene o male sono simili a quelli dell'opposizione. Diciamo che loro dicono sì tout court, noi diciamo no perché questa non è una legge che si può applicare non conoscendo lo statuto, non conoscendo i costi che saranno a carico dei comuni. E poi volevo dire anche che, come citava prima a Scorzè il PD chiede un referendum, caso strano, a Portogruaro non è stato chiesto nessun referendum, è stato detto un sì chiaramente alla città metropolitana. Allora ci sono due pesi, due misure, sarebbe opportuno che anche i partiti avessero una linea comune.
Ecco, quali potrebbero essere i benefici del passare a Treviso o per una realtà come quella di Musile, o nel restare invece nella città metropolitana? A parte che vabbè, questa della città metropolitana abbiamo capito è una scatola un po', diciamo, a sorpresa, no? Ok, però Treviso magari la si conosce già un po' di più. Quali potrebbero essere i benefici? Passare a Treviso è perché forse rimarrà provincia, anche lì ci sono dei grossi dubbi, perché c'è questa unione con Belluno che non si capisce come verrà fatta, se verrà creata una nuova provincia. Però i benefici sarebbero della provincia, cioè noi aderiamo a una città metropolitana, purtroppo, obtorto collo, dobbiamo aderirvi perché sembra che non si possa scegliere Treviso, anche se qualche costituzionalista o qualche giuridico dice che probabilmente si potrebbe farlo perché la legge non è chiara. Verrà un chiarimento probabilmente di questa legge, quindi, ma noi non ci pensiamo. Quindi la scelta sarebbe fra una provincia, quella di Treviso, che però nel cuore nostro è Venezia, noi siamo sempre stati di Venezia, anche se abbiamo la diocesi a Treviso non ha importanza. Anche se c'è il Piave. Anche se c'è il Piave, certo. Quindi è una scelta, purtroppo è una scelta che non possiamo imporre ai cittadini. Già se rimaniamo con Venezia è una scelta bene o male che rimane in una direzione. Andando a Treviso non potremmo dire quali sono i pro e i contro della scelta, e quindi importante sarebbe sapere anche cosa ne pensano i cittadini con un referendum, ma non fatto con le scatolette così come capita. Dovrebbe essere istituzionale, cioè una scelta fatta bene e anche nei tempi, e seria. Certo, quindi è per questo che chiediamo anche una proroga dei termini. Va bene, io ringrazio i nostri primi due